Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal comandante Veneziano, siamo su Hopin Ski Racing 2007. Continuiamo la nostra carriera, siamo all'ottavo posto nella overall ranking, nella classifica totale. E saliamo in un Super G a Kitzbühel. Competition, training. E il training andiamo tranquilli perché non voglio sprecare troppi soldi. Però chiaramente vai di Walkser 95% e andiamo ragazzi. Raga, questo è un periodo un po' particolare, nel senso, come spiegato prima, adesso sto lavorando parecchio, però chiaramente il tempo per giocare ce l'ho sempre. Solo che se vedete nei video che non metto la descrizione le cose perché io carico e dopo chiaramente mi sistemo quando torno dal lavoro perché torno a casa tardi. Però non preoccupatevi ragazzi, cioè, non esiste che non gioco. Non che ne santi né madonna, il comandone comunque deve giocare un po' per rilassarsi perché sennò si stressa e dopo non va bene. Perché questo è, cioè, io penso che il divertimento di videogiocare è una cosa troppo importante per me, nel senso, c'è chi si rilassa, magari non so, guardandosi un film o ascoltando la musica, che cosa che faccio anch'io, però come videogiocare non c'è niente. Ecco, di certo non gioco, però tipo non so, ecco, magari se sei teso sicuramente andrai a giocare a giochi che mi fanno incazzare, vedi Ultimate Team con FIFA che mi sta facendo incazzare come non mai. Vabbè, adesso concentration su Kitzbühel Super G, carriera comendiana ragazzi, l'obiettivo è arrivare bene nell'overall totale, di vincere una coppa di specialità o comunque ad arrivare a podio. Cazzo, ho il volume troppo al minimo, però non sento veramente, cioè è proprio brutto non sentire un cazzo. Dopo sistemo. Vai Kume, portacela a casa Kume. Vai Kume, oh vai Kume. No, mamma che cagata, cagatissima veneziana. Non ci credo qua, ho perso sicuramente qualcosa. Ho perso sicuramente qualcosa, dai Kume, dai Kume. Adesso vediamo all'intertempo. Anche qua non ho fatto sicuramente un salto perfetto. E vediamo. Un secondo, però ne mancano ancora 7. Vediamo, speriamo bene. E invece va a vincere, incredibile! Forse è Benjamin Rai che ha fatto un cappellone. È l'unica cosa che posso dire perché non me l'aspettavo. Vittoria in Super G. Il Kume c'è, e il Kume c'è, e il Kume c'è. E siamo terzi nella classifica di specialità. Mamma come godo, 15.000 euro. E si gode ragazzi, se c'è lo slalom a Kitzbühel, vabbè qua prevedo vanesimo, aspetta che alzo un po'. Kitzbühel, qua sarebbe bello fare almeno qualche punticino. Ma comunque rischiamo, nel senso, siamo sesti nella classifica generale, cazzo. Vai, vai Kume. Proviamoci almeno. Miglior risultato un 27esimo posto mi sembra in slalom, quindi un disastro totale. Buttiamoci. Vai Kume, vola. Vai come vola con tanto fiato in gola. Mio nonno si innamora, la vola. Scusate ragazzi, sono piccoli vaneggi, post lavoro. Vai come. Disastro, 4 secondi di ritardo. 4 secondi di ritardo. Dai. Dai Kume, dai, spingi al massimo. Vai a cannone. Troppo lento, purtroppo. Linee molto sbagliate e addirittura squalificato a fanculo. Sì, bravo. Niente, proprio uno slalom non ci siamo ragazzi. Non ci siamo. Slalom a Schladming. E anche qua prevedo problemi non da poco. Questo, dai, qua cazzo, almeno finire la prima, ma nevicata potente ragazzi. Nevicata potente a Schladming, slalom, vai. Vai come, attenzione partenza beffarda, tempaccio scandalosamente scandaloso, e il Kume va, e il Kume si invola, e il Kumendone va controcorrente, la. Ecco, questo, così dovrei andare, sempre così. Vai Kume, devi far correre sti sci obesi, dai. Bravo Kume.
Great, sto cazzo. 3 secondi e 5 di ritardo. Mamma che tempaccio, non si vede niente ragazzi, non si vede niente, non si vede neanche il traguardo. Tempaccio vomitatevole. Settimi nella classifica generale. Purtroppo con lo slalom è sempre così, perdiamo sempre tante posizioni. Ecco la quarta, forse riusciamo a finire almeno la manche. Ok, 8 secondi di ritardo, disastrum. 29esimi e siamo alla seconda manche. Quindi forse un puntino lo prendiamo, la visibilità è scarsissima, l'ha detto anche lui. Ma stai calmo. Mamma che tempaccio. Dai, forse almeno un punticino eccola là. Dio santissimo. Abbiamo un punto è arrivato, dai, un po' almeno per non finire a zero, insomma, dai. 6.000 di soldi. Super G a Garmisch-Partenkirchen. Quindi qua ragazzi dobbiamo tornare a fare cose incredibili. Dopo la grande vittoria a Kitzbühel. No, dove cazzo è? Sì, Kitzbühel. Vai. Garmisch-Partenkirchen, Deutschland. No, partenza da pensionato. Vai Kume. Anche qua è importante fare bene. Bravo Kumendone. Occhio. Mamma mia. Dai. Dobbiamo spingere a cannone se vogliamo fare un bel risultato. Siamo ottavi nella generale. Purtroppo lo slalom ci ha fatto perdere 2 posizioni. Però l'importante è finire tra i primi 10, sarebbe bello. Finire tra i primi 10. Dai tiratona kumendiana, Anche qua ragazzi, punto molto stretto. Mamma mia, da cagarsi addosso. Molto preciso secondo il telecronista. Perfect race, non lo so se è perfect race, so solo che devo finire almeno a podio, sarebbe bello. 6 decimi, non lo so. Terzo posto, va benissimo. Terzi nella Coppa di Specialità Super G, grande Kume. 10.000 euro. E si gode. Discesa libera a Garmisch-Partenkirchen. Vai, continuiamo. Vai. E anche qua ragazzi voglio tantissimi punti. Dobbiamo fare almeno un podio anche qua. Dai. Tempo scandaloso a Garmisch. Mamma mia. Super nevicata, più nebbia, più vento. Mai visto un tempo del genere. Oddio. Mamma che giornata Garmisch-Partenkirchen. Madonna, veramente è la prima volta in carriera che becchiamo un tempo del genere. E non vedo neanche le porte, bene meno male che sono un po' illuminate. Dai, come fai? Devi far correre al massimo sti sci in sto vento, in sta bufera, cazzo. Piena bufera si è beccato il Kumendone. Speriamo che anche gli altri, perché sennò sono svantaggiato. Beh, un inizio veramente, un primo settore da fenomeno, ragazzi. Linee perfette, velocità perfetta, Kume perfetto. Dai. Bravo Kume, bravo. Dai, cazzo. Ma non si vede un cazzo, fioi. Don't not parole proprio in inglese. In inglese corretto, fioi. In vero inglese. Vai! 63 metri. Abbiamo un bel vantaggio al secondo intertempo, ragazzi. Questo è il Kume, ragazzi. Dai, tira sto catorcio di sci di merda, dai. No!
Mamma che rischio! Mamma che rischio! Dai, è così finita, dai, è così finita. Teniamo duro sto ultimo salto. E alla grande. Qua possiamo vincere in Germania. E si va a vincere, ragazzi. Si va a vincere. Siamo secondi nella classifica per 5 punti. No, Fioi, calma. No, Fioi, calma. Possiamo vincere la Coppa di Specialità. 15.000 euro. Slalom gigante a Kraniska Gora. E si va a Kraniska Gora, ragazzi. A Kraniska Gora a dominare. A Kraniska Gora a dominare. Vai. Nevischio a Kraniska Gora, ragazzi. Partenza strepitosa, siamo sesti nella generale. Calma, questa può essere una gran stagione, eh. Non è ancora da vittoria dell'assoluta, ma ci siamo quasi. E che purtroppo dobbiamo migliorare in questa specialità, perché in slalom possiamo anche permetterci di fare cappelle, ma almeno qua dobbiamo dominare, anche qua. Miglior piazzamento non me lo ricordo, ma sicuramente 18esimo o massimo 15esimo posto, mi sembra. A parte chiaramente nelle Junior League e Amateur. Vai, Kume, linee perfette, dai. Siamo già in ritardo, però. Dai, Comendone, dai, Comendone. It's Comenda, the best in the world. Oh, qua, al posto di cantare come penso a giocare, madonna, quanti vaneggi, perché? Qua ho sbagliato completamente le ultime tre porte. 2 secondi, 13esimi. Dai, Kume, dai. Dai, Kume. Oh, ma è possibile? Comincio a registrare, mi sono arrivati 50 messaggi sul telefono. Queste sono tutte le ammiratrici del Comendone, c'è poco da fare. Sono tutte loro, cioè, tutte le colleghe di lavoro che ormai sono scioccate dal Comenda, fioi. Dai, come a parte che ste stronzate, cerca di impegnarti, Dio santo, dai. Exactly. Anche il 13esimo posto non andrebbe male, dai. No, no, sono un coglione, però, è ufficiale. La cosa è abbastanza ufficiale. A cagare, va. Vabbè, 13esimo, mal che vada. 13esimo, 20 punti. Nella classifica di specialità siamo 14esimi, però, che sboccio, cioè... Non mi sembra malissimo, sinceramente. Dai, che va bene, 4.000 euro. Adesso c'è lo slalom a Kraniska-Gora. A Kraniska-Gora devo cambiare anche la tuta. Vediamo se posso già cambiarla. Allora, shop. Vediamo. Vai, Bode Miller. Voglio quella di Bode, ragazzi, mi piace di più. Vai. Comprata, ragazzi, comprata. E si gode. Non ho più soldi, però una cosa veramente importante l'ho presa. Ragazzi, come acquisti abbiamo quasi finito, comunque. Allora, slalom a Kraniska-Gora. E qua, vabbè, faremo cagare. Vai. Competition. No, non è che soli automa. Cazzo, questa... Addio, qua ho fatto la stronzata. Devo tenermi un po' di soli per il Boxer, però no, fioi, che pippa che sono. Sarà dura nell'ultima gara di scienza libera che posso vincerla, non ho forse l'allenatore, dai. Dai, dobbiamo fare bene qua. Nel senso che fare qualche soldino qua. Dai che siamo a Kraniska-Gora. Tramonto. Sloveno, dai. Very nice, very nice. Sì, come. Ma va a cagare, ma... No, che nervi lo slalom. Adesso non ho soldi, solo di scienza libera adesso ce l'ho in culo, fio. Ho detto più venire franca e sincera. Super G, non go skate. Vabbè, qua siamo terzi. E rischiamo di buttare via
il podio. Vabbè. Però almeno qualche soldo lo prendo, perché comunque adesso ho la tuta pesante, ho la tuta figa, quindi comunque guadagno parecchi punti, dai. La potevo pensarla un po' meglio, sono troppo precipitoso, un cume precipitoso, vabbè. Vai. Adesso vediamo come pompa, dai, pompa come Tori, deve essere pompa come Tori, ragazzi, mamma mia. Meno male che c'è Tori, ragazzi. Cioè, lei è veramente dà secondo me un sorriso a chiunque, quella fanciulla. Io ve lo giuro, ragazzi, se per sbaglio un giorno capita a Venezia, non so, per un film, qualcosa, cioè ci sarà il video con Tori, anche solo un saluto, cioè. E se qualcuno si azzarda a fare un video su Tori prima di me su YouTube, lo banno io, invece. Me lo dovete segnalare subito, ragazzi. Perché sono io il primo fan di Tori. Anzi, siamo noi. I cumendiani pazzi, figlio. Noi siamo i cumendiani pazzi, Dio santo. Quanto mi piacerebbe, ragazzi, organizzare con voi tipo un raduno a Venezia, ma con tipo un torneo di calcetto, una roba così, tanto per cazzeggiare alla grande. E dopo magari a fine calcetto facciamo un altro tipo di torneo, magari. Però mi piacerebbe troppo, cazzo. Perché il discorso è che secondo me siete tutti distanti. Però, se volete, insomma, fatemi un messaggino sotto il video, così mi spiegate se avete piacere o no di un Mario raduno comendiano a Venezia, o comunque vicino a Venezia, perché chiaramente non ho neanche la macchina, quindi per me è un po' duro andare tanto fuori. Ecco. No, secondo. Ma va a cagare. Terzo posto e terzo nella generale. Sì, cazzo. Podio nella classifica di specialità Super G, ragazzi. Primo veramente trofeo importantissimo del veneziano. Eccolo qua insieme a Benjamin Reich e a Kalle Palander. Grande Cume, grande Cume, grande Cume. Il veneziano c'è. 15.000 euro. E ho preso la medaglia. E sono discesa libera Kitfel. Waxing. Waxer. E c'ho il Waxer. E qua mi piacerebbe tanto. Se vinco la specialità. Stiamo calmi, stiamo calmi. Calmo, Cume, calmo. Training. Training per adesso lo lasciamo così, voglio risparmiare. Vai. Siamo venuti fin qua per vedere trombare il Kumenda. Ottavi nella generale, dai. Vai Kume. Vai Kume, vai Kume, vai Kume. Qua abbiamo un'occasione d'oro, siamo andati terzi nella specialità Super G. Vediamo nella specialità discesa libera. Se vinciamo, ragazzi, per il prossimo anno abbiamo buone chance di fare veramente una Coppa del Mondo pesante. E che dobbiamo migliorare nelle abilità su slalom gigante almeno. Vai Kume, vogliamo le classiche linee kumendiane, vogliamo, eh? Guarda com'è che pompa anche con la tuta, ragazzi, guarda, guarda. He takes the lead. Yes, yes, it's in the lead. Vai Kume. Dai, pompa Kume. E Kume, pompa, e Kume, pompa, e pompa, 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 Kume, Kume. It's the Kumendo. Yes, yes, it's in the lead. Bravo, dai, come non è che stiamo tirando come degli assassini, dai. Che sta benedetta Coppa del Mondo, chissà quando arriverà, ragazzi. Abbiamo fatto un sacco di stagioni. First place, first place. Ragazzi, siamo pronti che a gennaio partiamo con le Olimpiadi Kumendiane, ragazzi. Non vedo l'ora. È una delle serie dove sono veramente più orgoglioso, quella delle Olimpiadi. Mi piace troppo. Bravo, Kume. Dai, Kumendone, dai, Kumendone. No! No, mamma che rischio! Vediamo se arriva la vittoria. Vittoria, siamo primi! Abbiamo vinto la Coppa di discesa libera, non ci voglio credere! Al terzo anno nella Lega Maggiore, ragazzi, terzo posto in Super G e primo posto in discesa libera. Non ci voglio credere. Davanti a Benjamin Reich. E si gode, ragazzi, si gode al massimo. 15.000, 25.000. Ragazzi, il Kumendone ha dominato veramente la scena. E nuovi punti, e dove andiamo? 2 punticini in Giant Slalom.
Perfetto, ragazzi. Tutto gira adesso, tutto gira. C'è il final round a Yongpyong di slalom. Vabbè, qua chi se ne c'ha. Training. Su qua proviamo a fare proprio il coglione, andiamo a cannone. Ciao, mettiamo il boxer così. Dato per 3000, insomma ne abbiamo presi talmente tanti. Pyong, Korea. Vai come. Andiamo a finire anche lo slalom, siamo sesti nella generale, cazzo. Sarebbe bello arrivare al sesto posto, però purtroppo adesso mancano. Vabbè, no, niente ragazzi, in slalom devo proprio migliorare. Non ho neanche la testa collegata, nel senso so che ormai per la Coppa del Mondo è andata. È chiaro che se devo lottare appunto a punto per vincere la Coppa del Mondo assoluta, è chiaro che non faccio queste cagate. Però Benjamin Reich, ragazzi, vola in tutte le specialità, è proprio un polivalente. Vabbè, siamo sesti ancora. Yongpyong, final round di slalom gigante, ragazzi. Qua mi piacerebbe fare una buona prestazione per chiudere al sesto posto nella generale. Provaci come. Vai, nevicata mondiale. Vai. Vai, ultima gara di Coppa del Mondo. Della terza stagione di Coppa della Lega Maggiore. Dopo le due in Amateur e Junior. Il prossimo anno comincerà la quarta stagione, che deve essere la stagione della lotta per il titolo assoluto. My faith. World class. Guarda come è partito il Cume. Il Cume è partito bene però, Mamma che Cume. Ho 2 punti in più nella skills, ciao. Great performance. World class. Mamma che linee. Vediamo. Oh. Benissimo, terzo posto. Ottavo, bravo Cume. Vai, un'altra buona partenza. Vai Kumendo. Kid Buff. No, non ci credo. Non ho proprio visto la porta all'ultima. Cosa vado a fare? Perdo il sesto posto così. Non ci credo. All'ottavo posto abbiamo chiuso ranking, overall ranking, ottavo posto a 1128 punti, non ci credo, va bene dai. Peccato, però insomma non siamo a 700 punti dal primo, siamo ancora lontani ragazzi, purtroppo noi paghiamo tanto. Lo slalom è un punto nello slalom ragazzi, troppo poco. Vabbè, adesso andiamo a fare le finali. E cerchiamo di fare bene per prendere bei soldini al Sestier. E poi concludiamo anche questa stagione. Però, pom pom pom. Vai Kumendo. No, 71%, brutta partenza. È che l'altra abbiamo fatto grandissime cose qua, Devo ripetermi. Dai, Kumendone. Ma che errore che ho fatto a Yongpyong, mamma mia. Poteva essere il miglior piazzamento in carriera nello slalom gigante e invece, ma porca troia. He takes the lead, world class. Dai, come concentration, che siamo in casa, voglio finire bene con le finali di specialità. Dopo che sono campione in carica di discesa libera, ragazzi, Quindi una soddisfazione immensa per il popolo italiano. Dai tempi di Ghedina, ragazzi, che è l'ultimo buono in discesa. Anche se mi mancano i campioni di una volta. Il Gustav Teni, gli Alberto Tomba, ragazzi, cioè...
Dove è finita sta gente, cazzo? O per le donne la compagnoni, cioè veramente. E lo sci siamo calati tantissimo purtroppo. Vai Kume, vai Kume. Woo! Grandissimo, grandissimo. E si va... No, terzo posto in discesa. Non ci credo, non me l'aspettavo proprio. Troppo tranquillo sono andato. Terzo posto, dai. Quindi il campione di specialità della discesa libera, alle finali di libera è arrivato terzo. Quindi potevo fare doppietta. Però arrivano soldini, dai. Vai, Super G al Sestier. World class, sempre world class. Vai, ciao. Ok. Vai. Per queste finali al Sestier, ragazzi. Terzo posto già messo in cassaforte. Qua voglio vincere, però. E siamo arrivati terzi l'altro anno. Oh no, oppure l'altro anno abbiamo vinto, però siamo arrivati terzi nella classifica di quest'anno di specialità. Scusate, ragazzi, un po' di confusione perché con queste classifiche è veramente difficile. First place, amazing. Very nice. Oh, very, very nice. Very nice, very nice. Bravo Kume. Bravo Comendone. Simply the best. La 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 na 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 na. Whee! Vediamo se arriva al primo posto. E arriva, raga. Incredibile. Incredibile. Dove sono arrivato terzo nel campionato. Sono arrivato primo nelle finali. Dove sono arrivato primo in campionato, sono arrivato terzo nelle finali. Pazzesco, questo è il Kume, ragazzi. Comunque 2 trofei importanti quest'anno. Allora, terzo posto nella classifica di specialità più gare Super G. Primo posto in Super G campionato a gara singola. Primo posto in discesa libera di specialità. Terzo posto in discesa libera a gara unica. Incredibile. 4 trofei. Più le vittorie in Coppa del Mondo nelle gare singole. Cioè, Comendone scatenato. Sicuro c'è lo slalom. Vabbè, slalom. Qua andiamo alla cazzo. Chi se ne frega. Nel senso, cioè... Purtroppo non siamo forti in slalom ancora. Vai. Settimana bianca. Vai Comendone. No, ma va che... Sì, vabbè. Sì, però anche devo concentrarmi di più nello slalom, cioè... Ah. Ok, andiamo a finire con l'ultima gara di slalom gigante. E vediamo, perché le possibilità erano buone dopo l'aggiornamento. A Yongpyong avevo fatto bene, però purtroppo poi ho cappellato alla fine. No, ho sbagliato, ho fatto... Ma no, ho fatto la pratica, no, 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 no. Ciao, 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 ciao. Scusate ragazzi, ho fatto la pratica per sbaglio. Vai. Vai Kume. Comunque la telecronaca di questo gioco... No, no! La telecronaca di questo gioco è veramente fatta bene. No, ma no, niente. Niente, il Comendone ha perso, dopo le 4 trofei, ha perso la tramontana. Vabbè, va bene. Vabbè ragazzi, stagione devastante, 2-3 vittorie in Coppa del Mondo. No, ho vinto 2 o 3 gare in Coppa del Mondo più 4 trofei di specialità. Veramente un Comendone devastante. La stagione è finita, end season.
ottavo. Ragazzi, la prossima stagione l'obiettivo è lottare tra i primi 3 o comunque alla grande per la classifica. Raga, un saluto dal Commendone veneziano. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.